E siamo con Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Fiera di Pordenone, reduce da questa fresca nomina a coordinatore della commissione per l'internalizzazione per AEFI, Associazione Esposizione delle Fiere Italiane. Venerdì 6 febbraio ci sarà un incontro a Milano molto importante, alla presenza del vice ministro Calenda e del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Un piano straordinario per il Made in Italy, qualcosa dove Pordenone avrà una forte rappresentanza. Speriamo. Comunque venerdì, sì, la ringrazio dell'introduzione. Venerdì il Vice Ministro Calenda presenterà a noi, alla EFI, l'Associazione Esposizioni Fiere Italiane, il piano straordinario del Made in Italy, ma soprattutto le fiere per la valorizzazione del sistema paese. Praticamente ci illustrerà il piano di finanziamenti e di incentivi di interventi di questo governo a supporto delle fiere italiane, sia sulle fiere nazionali, sia le fiere per la internazionalizzazione delle nostre imprese. Ecco, per Pordenone è previsto un possibile sviluppo, quindi ci si attende a qualcosa? Ancora non sappiamo come saranno destinati questi fondi, che saranno importanti. Sicuramente una parte quantiosa di questi fondi saranno destinati alle piccole fiere come noi e alla internazionalizzazione. Come lei nella introduzione diceva, sono stato nominato coordinatore della Commissione di internazionalizzazione. Io mi auguro che Pordenone, insieme a Udine, possiamo sviluppare il sistema fieristico nostro, ma soprattutto sempre a supporto delle imprese del territorio. Ecco, l'anno per Pordenone Fiere inizia col botto la settimana prossima con l'edizione di Cucinare, una fiera che ormai ha un successo nazionale e da cui ci si attende molto anche quest'anno. Ci dà qualche anticipazione, amministratore? Sì, la ringrazio. Innanzitutto è la terza edizione, siamo molto soddisfatti e orgogliosi. Mi auguro che potremmo essere il viatico per l'Expo. Quest'anno soprattutto con una grandissima presenza di ristoranti e ristoratori del territorio, perché come sempre noi abbiamo detto la Fiera di Pordenone è a supporto delle imprese del territorio, perciò di tutte le nostre imprese, dai commercianti agli industriali agli artigiani. Noi siamo lo strumento per poter sviluppare il business da sempre. Perciò fondamentalmente questo è il nostro primo obiettivo. Il secondo obiettivo, ovviamente, speriamo che, dato che siamo prima dell'Expo, quest'anno l'Expo si parlerà dell'agroalimentare, dello sviluppo sostenibile del mondo, anche noi toccheremo questi temi. Ringraziamo sempre Fabrizio Nonis che grazie al suo show cooking quest'anno avremo più di 100 manifestazioni nella manifestazione con tantissimi eventi, perciò veramente mi auguro che sia un successo.